il 90% dei cittadini europei delle nostre aree, quelle metropolitane in particolare, il Veneto ormai è una di queste, è esposto a livelli di polveri PM10, PM2,5 e ozono superiori ai limiti di legge previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria, ma anche dai limiti che ha indicato l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi sono dati che sono stati diffusi dall'Agenzia Europea sull'Ambiente nel rapporto Air Quality in Europe, che è stato pubblicato il 19 novembre scorso, quindi di 2 settimane fa. La situazione in Italia è particolarmente grave perché siamo uno degli stati più inquinati, in particolare una delle 10-12 regioni più inquinate, per regioni intendo dire un po' tutto il nord Italia, con Lombardia, Emilia Romagna e appunto Veneto. Per quanto riguarda le vittime stimate dalle polveri 2,5, in Italia si parla di 64.000 cittadini italiani all'anno e naturalmente si concentrano nelle aree più inquinate, quindi anche in Veneto. I componenti che maggiormente preoccupano l'Agenzia Europea sull'Ambiente per quanto riguarda gli inquinanti sono le PM10, le PM2,5, l'ozono e il benzopirene. Va aggiunto che l'Italia è stata condannata il 19 dicembre 2012 dalla Corte di Giustizia Europea perché è da 10 anni che violiamo la direttiva sulla qualità dell'aria, quindi siamo dei pergiudicati in tema di tutela della salute dei cittadini per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria. La situazione del Veneto è drammatica, di puro immobilismo. Abbiamo un piano di risanamento dell'aria che è fermo al 2004, ce n'è uno in itinere che non è ancora stato approvato e assolutamente non è in grado, si è dimostrato non in grado di rispondere alla sentenza di condanna della Corte Europea, ma anche ai limiti imposti appunto dalle leggi dell'Organizzazione Mondiale sulla Sanità. E il Veneto che cosa fa? Ho detto che c'è immobilismo totale. Pensate che la Regione Veneto ha stanziato 2 milioni per la rottamazione di vecchi veicoli, 2 milioni per la rottamazione di stufe e acquisto di stufe a biomasse legnose e 1,3 milioni per il bike sharing. Praticamente sono 40 centesimi per ogni cittadino del Veneto e 2.200 euro per ogni comune, quindi un'elemosina, praticamente uno specchietto per le allodole naturalmente. Ci sono regioni ad esempio come Piemonte che invece hanno stanziato 100 milioni di euro per investimenti per le aziende per ridurre l'inquinamento atmosferico. Considerate che in seguito a questa sentenza di condanna noi potremmo venire a pagare delle sanzioni che ancora non ci sono state date, perché ci danno del tempo, l'Europa ci dà del tempo dopo la condanna, di 100-200 mila euro al giorno. Quindi questi soldi, piuttosto che dare all'Europa, bisognerebbe investirli appunto per dare degli incentivi per innescare anche dei cambiamenti economici virtuosi verso le fonti rinnovabili, ad esempio verso il fotovoltaico, ma non solo. E con questi investimenti noi potremo veramente pensare anche a rilanciare l'economia in Veneto verso appunto queste attività sostenibili e dare una risposta anche alla disoccupazione, che è una piaga che colpisce oggi la nostra regione. La Commissione Europea ha addirittura in cantiere un pacchetto aria, si chiama, per restringere questi limiti, per garantire ancora di più la salute dei cittadini, ma regioni come la Lombardia e il Veneto in questi anni si sono attivate presso il Parlamento e la Commissione Europea per contrastare queste iniziative, perché le vedono naturalmente, non le vedono bene. Ci sono altri fattori di inquinamento dell'aria, la deriva dei pesticidi. Questo è molto sentito soprattutto nelle aree dove ci sono i vigneti, l'area del Prosecco, ma non solo. Poi l'altro fattore è quello di aumento potenziale del problema sanitario delle polveri sottili quando siamo in presenza di linee aeree degli elettrodotti ad alto voltaggio, perché caricano le particelle negativamente e quando vengono respirate si attaccano più facilmente ai polmoni. Poi abbiamo il problema delle stufe a legna. Chi ha una stufa a metano sa che deve fare dei controlli, la deve denunciare, deve avere il libretto eccetera. Le stufe a legna non prevedono nessun censimento, non prevedono nessun filtro di abbattimento, non sono censite. Poi la combustione illegale, anche questa è una fonte di emissioni di inquinanti anche molto pericolosi come la diossina.
poi ci aggiungiamo il falò dell'Epifania fatto in maniera incontrollata con combustione di tutto e di più, e poi anche le combustioni in agricoltura. C'è stato un recente decreto che ha consentito di bruciare 3 metri cubi di scarti vegetali per ettaro. Io mi chiedo, quando si bruciano ad esempio i tralci delle viti trattate per mesi e mesi, che cosa sprigioniamo nell'aria. L'impatto per la salute è quello che preoccupa naturalmente di più. Queste attività dovrebbero essere sottoposte ad una valutazione di impatto sanitario. In molti paesi europei esiste questa forma di tutela della salute, noi ancora non ci abbiamo pensato, bisognerà sicuramente pensarci. Nella nuova direttiva via di cui sono stato relatore ho inserito nel rapporto ambientale i rischi per la salute, ma questo è un campo molto limitato ai grandi progetti, e quindi ci vuole una norma che valuti l'impatto sanitario di questi impatti ambientali. I costi economici sono quelli che noi dovremmo considerare, visto che tutto ruota attorno ai bilanci, no, delle regioni. Chi ci governa dovrebbe ben conoscere i costi sanitari di questi migliaia di morti e ammalati a causa dell'inquinamento dell'aria. Sappiamo tutti che la fetta maggiore del bilancio, ad esempio della nostra regione, va in costi sanitari. Se partiamo da questi dati 2 settimane fa dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, possiamo calcolare quelli che sono i costi anche economici di questi morti a causa delle polveri sottili. Io credo che se noi quantificassimo questi costi avremmo delle leve importantissime, e finalmente qualcuno potrebbe decidere di agire seriamente per affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria. Inquinamento dell'aria che crea danni non solo alla nostra salute, ma anche all'agricoltura, anche alla biodiversità. La lotta europea ai cambiamenti climatici potrebbe anche dare un aiuto, perché la lotta ai cambiamenti climatici, ovvero l'emissione di anidride carbonica, che deriva soprattutto dalle combustioni, potrebbe andare di pari passo alla lotta all'inquinamento dell'aria. L'Europa ha stanziato un fondo di 84 miliardi di euro per il fondo Horizon 2020 per chi si impegna a dare delle soluzioni tecnologiche, quindi aziende, imprese, ma anche università e privati, per dare appunto delle risposte al problema del cambiamento climatico, ma anche al problema delle risorse che scarseggiano sempre di più, e la tutela della biodiversità. Quindi noi, la Regione, avremo un compito importante, che è quello di attivarsi per questi fondi per poter dare le soluzioni anche tecnologiche a questo problema di inquinamento. Allora, i no e i sì, andando in conclusione, bisogna fermare tutte le nuove autorizzazioni di fonti inquinanti. Sappiamo tutti che ogni fonte inquinante viene autorizzata, deve rispettare dei limiti in percentuale, ma in termini di massa, cioè di totale di polveri immesse, di sostanze immesse, è sempre un qualche cosa in più dell'esistente. Quindi, essendo in una situazione di illegalità, siamo dei pregiudicati, siamo stati condannati, assolutamente dovremmo fermare ogni nuova emissione fino a quando non si risolve questo problema. Poi fermare le combustioni incontrollate dei residui vegetali in agricoltura, stoppare ogni combustione di ogni tipo di rifiuto, che devono essere destinati invece al riciclo e al recupero. No alla politica regionale che dà gli incentivi a chi alle caldaie a biomasse, perché anche queste producono molto inquinamento. No alle grandi centrali di produzione di energia, è stato ricordato Porto Tolle, adesso è chiusa, però ci sono sempre questi mega progetti che sono molto impattanti. Pensate, Porto Tolle avrebbe bruciato carbone che arrivava dall'Indocina. Lotta alle combustioni illegali, perché anche questo è un fenomeno purtroppo molto diffuso tra la popolazione. Poi i sì, incentivi alla rottamazione dei veicoli inquinanti, soprattutto quelli a gasolio, per l'acquisto di veicoli a metano o ibridi elettrici. Incentivi alla sostituzione delle caldaie inquinanti, da sostituire con sistemi di riscaldamento a basso impatto ambientale. Sostituzione del parco mezzi pubblici, soprattutto partiamo da quelli, ce ne sono molti che funzionano a gasolio. Pochi anni fa, ad esempio, a Treviso hanno acquistato i nuovi autobus cinesi e a gasolio. Poi ristrutturazioni energetiche degli edifici esistenti con dotazione di impianti termici, energie rinnovabili,
la corsa ai fondi europei di Horizon 2020 per la ricerca di sistemi tecnologici che ci consentono di implementare nuove tecnologie a basso impatto per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria, un nuovo piano di risanamento dell'aria fatto seriamente che consideri tutti questi punti e che rispetti finalmente i limiti della direttiva europea ma anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale sulla Sanità, un piano regionale sulla valutazione di impatto sanitario di tutte queste fonti inquinanti. Fino a quando noi non valutiamo quanti ammalati, quanti morti questi impatti causano, non potremo neanche calcolare quanto costa al bilancio regionale, perché purtroppo bisogna usare anche la leva di quanto ci costa, no? E poi appunto in conclusione alla fine anche come ho detto, la quantificazione economica di quello che significa oggi questo tipo di inquinamento. Quindi.